buonasera Tarzio Piccionaia, buonasera. Buonasera, Ecco, siamo grazie. scesi qui in cucina rustica per parlare del salsiccio. Il salsiccio è queste macchie bianche, sembra quasi una muffa. Ah. Altrimenti nel soffitto di questa cantina in realtà è semplicemente ozo e porco. Ah, Lì che si formano quando si scontrano due elementi chimici, in particolare l'azoto, Ah. il potassio e il banano. Ti chintrade. Questi cristalli formano come una lanuggine. Ma chi corto che questi cristalli potevano proprio a quel Sibirca. Allora, questa storia 1000 anni fa in Cina, quando i cinesi si accorsero che unendo il salsiccio con altri elementi si potevano avere delle belle esplosioni e inventarono il fuoco d'artificio. Un uso Ah. pacifico. Quando arrivò in Europa si pensò di usarlo nelle armi per partire delle proiettili. Ovviamente, l'esplosione Hai studiato? di questa polvere, poi da pierica, Mm. si lavora a un schieramento del gas che Ah. le donne Molto bene, ma vedo che qui lei ha preparato un po' di sbamba grazie a Giuseppe Ciutti. Sì, ecco, qui abbiamo... Qui c'è sì, un po' di... sì, cos'è allora, questa roba? non Droga. si dice, è la miccia. Capiamo che in realtà, allora, non prende poco, ecco, se noi Ah. la miccia, ecco, noi diamo un po' senza... Mm. Ecco, temperature alte, Ecco, molto chiaro. non Sì. c'è fanfalulla, Sì. perché la produzione che porta ad Va alta bene. temperatura il salsiccio, Attenzione. la miccia continua a bruciare, ma non Insomma, succede niente, non entra in pressione il malleolo e quindi non viene la combustione. Perché? Perché la combustione non venga? Perché sono come i cinesi? Bisogna unire il salsiccio con altri agenti. Alla fine quello che bisogna fare è un composto con dosi molto precise Ah. di molti elementi come ossigeno, azoto, banano, Ti chintrade. ariete, Oh, te lo mazzacocca. che uniti nelle giuste dosi danno luogo alla polvere nera o polipiga. E stavo dicendo che Grazie Lucky Marciano.